Deus è un traballadore, e sei un cazzato con questa gente, voi ti boccendo sia e basta. Ormai i sardi ne hanno le tasche piene di questa gente che deve rispondere alle logiche romane, devono rispondere ai loro padroni che stanno a Roma e che stanno mettendo in crisi la Sardegna. In croce abbiamo la più alta disoccupazione di tutte le regioni d'Italia e qui stanno facendo terra bruciata, quindi i nostri rappresentanti, che rappresentanti nostri non lo sono, devono lasciare il campo perché ormai hanno finito, ci hanno portato alla rovina. Siamo incasati neri perché la politica non solo non ha dato le risposte che da anni e anni stiamo aspettando, ma sta continuando ad adattarsi al sistema del mercato, al sistema di questo governo di dittatura bancaria, continuando a prendersela e a rifarsi sempre sopra il popolo che ormai sta arrivando alla fame. E tutta questa classe politica inizialmente inizia a ragionare seriamente sul dimettersi anche per dare una dimostrazione, un segnale politico importante allo Stato nazionale e allo Stato europeo. Benvenuto popolo sardo! È un grande onore aprire i lavori della prima assemblea pubblica in piazza della Consulta rivoluzionaria. È probabilmente la prima assemblea della storia del popolo sardo. E ora te ne capai! Con questa surra de Castrauso che ho eletto a Roma e alla regione sarda! Basta, siamo troppo educati, troppo democratici. Loro non possono ucciderci. Forse non è chiaro ai sardi che stanno suicidando? E gli uomini paradossalmente sono quelli che hanno troppa dignità e si uccidono in silenzio, lasciando le loro donne nella disperazione. L'ultimo episodio di Villa Sor è molto eloquente, credo. Che cosa vuole dire a quelli che stanno qua dentro? Che si dimettano, hanno fallito e stanno... Ugo, a furia di sorridere c'è venuta una Palesi! Adesso fai una cosa degna di uomo e vattene via! Il nostro movimento ha chiesto a loro signori politici più volte di mettersi una mano nella coscienza e di fare qualcosa immediatamente. Ci hanno sempre detto che non si poteva fare nulla perché Roma così voleva. Se Roma vuole la nostra morte, noi con Roma non ci staremo più. Sono qua perché è giusto ascoltare insomma, la protesta che proviene da un pezzo del popolo sardo. Ecco. Loro ce l'hanno molto con chi sta dentro il Consiglio regionale. Beh, io non generalizzerei troppo, nel senso che chi sta dentro il Consiglio regionale c'è chi ha responsabilità di governo e di maggioranza, c'è chi sta all'opposizione, c'è chi fa il proprio dovere e chi non lo fa. Diciamo che le generalizzazioni non mi piacciono, dopodiché loro pongono alcuni temi che io condivido, cioè il tema della dignità del popolo sardo e il tema della sovranità. Credo che ci voglia una riforma e credo che quest'isola, per la sua specificità, meriti un'attenzione particolare e meriti un rapporto con lo Stato nel quale noi possiamo autodeterminarci ed esercitare con maggiore responsabilità la funzione di governo. Ci vuole la rivoluzione, come stanno dicendo sul palco? Una rivoluzione ideologica sicuramente, questo è necessario, bisogna prendere consapevolezza delle proprie potenzialità, delle proprie capacità, sfruttare le proprie risorse e dicevo anche offrire le nostre ricchezze all'Italia e al resto del pianeta. Perché c'è questo sentimento verso la classe politica? Perché i politici, abbiamo una classe politica mediocre, una classe politica che non riesce a programmare il futuro di quest'isola.